Buonasera, ben ritrovati con l'edizione straordinaria, ultima parte per aggiornarvi su ultime novità legate al coronavirus. Bollettino di questa sera, lo abbiamo detto anche nei nostri notiziari, che vede un Veneto a 0 contagi, quindi numero invariato dei positivi rispetto al bollettino di questa mattina, numeri confortanti anche per quanto riguarda i ricoveri. Questo fa ben sperare anche per il futuro e per questo la Regione guarda avanti con una serie di provvedimenti. Oggi sono state presentate, illustrate perlomeno la proposta di linee guida per il nuovo anno scolastico e di questo parleremo nella seconda parte di questa edizione straordinaria. Ieri invece è arrivato il piano per il rilancio dell'agricoltura, di pesca e agricoltura, presentate dall'assessore regionale Pan. E dovremmo avere in collegamento via Skype il presidente di CIA Venezia, Paolo Quaggio, proprio per vedere come il mondo dell'agricoltura ha accolto questo piano, che prevede in particolare 3 punti, che sono un fondo di garanzia, fondi di rotazione e poi 131 milioni a fondo perduto. Sistemi per dare una spinta ad un settore importante che, come tanti altri, ha risentito pesantemente del lockdown, e quindi per dare un ossigeno a tutto il settore, che poi ha risentito anche dal punto di vista climatico, prima da una forte siccità e poi dalle precipitazioni che si sono registrate nelle ultime ore un po' in tutta la regione, quindi con pesanti ripercussioni proprio anche sulle produzioni. Non abbiamo ancora il presidente Quaggio, volevo capire dalla regia, non c'è ancora il presidente Quaggio. E allora oggi è stato il giorno dell'inizio degli esami di maturità, insomma oggi è la giornata dell'avvio di questa maturità destinata ad entrare nella storia, perché insomma diversa da tutte le altre, con un'unica grande prova orale, poi con tutte quelle misure previste per la sicurezza, quindi l'uso delle mascherine, il distanziamento e la sanificazione degli ambienti. Allora vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione di Padova proprio su questa giornata particolare. Speriamo bene, insomma, è stato molto strano. La cravatta gialla, la giacca per l'occasione. Quest'anno però il sorriso dei maturandi è nascosto dalla mascherina. La maturità 2020 nell'era Covid al volto di Giovanni e Giulia. Eccoli all'uscita del liceo classico Tito Livio dopo il lungo colloquio che segna la fine del loro percorso scolastico. È andata bene, un po' di agitazione all'inizio, però in realtà tutto regolare, più semplice del previsto, ci hanno abbastanza messo a nostro agio. L'emergenza sanitaria ha ridotto le prove ad un'unica discussione alla presenza della commissione interna che, rispettando le distanze di sicurezza, ha ascoltato i ragazzi che dovevano arrivare a scuola 15 minuti prima dell'inizio della prova. Poteva essere presente solo un accompagnatore. È iniziato con la discussione dell'elaborato sulle materie di indirizzo, quindi greco e latino, poi la discussione su un testo di italiano e la parte, possiamo dire, pluridisciplinare, in cui mi hanno fatto molte domande di varie materie. Insolito ritornare in classe dopo mesi di didattica a distanza senza aver salutato i compagni e con le tradizionali feste in Prato della Valle. Questa è capitata, questa abbiamo fatto, però sì, il rimorso c'è senza dubbio, anche non aver fatto la notte prima degli esami con i miei amici. Il rimpianto no, perché secondo me anche con questo tipo di maturità siamo riusciti a dare quello che si aspettavano e l'anno è andato come è andato. Fortunatamente ci sono state delle cose belle nel primo periodo e poi vabbè, ovviamente è andata così, però si apprezza quello che è arrivato. L'importante è aver finito adesso. Esattamente. Intanto ci sono le parole del presidente del Venezia Calcio, che dice: come avevo scritto nella mia lettera aperta 2 mesi fa, mi auguravo che qualora il campionato fosse ripartito saremmo stati preparati anche a gestire un'eventuale positività al Covid-19, perché ritenevo che fosse un'ipotesi molto probabile. Lo dice in merito all'attuale situazione determinata da un giocatore asintomatico risultato positivo al Covid-19. La nostra attenzione oggi è rivolta principalmente al giocatore e alla squadra, continua il presidente. Il giocatore
lavoratore rimarrà in isolamento fiduciario presso la propria abitazione per 14 giorni, così come previsto dalle linee guida attualmente in vigore, mentre il resto della squadra e lo staff sono stati messi in quarantena presso un hotel ad uso esclusivo, anche se tutti negativi. Non sappiamo ancora se sabato potremo disputare la partita contro il Pordenone, ma visto le tempistiche questa non dovrebbe più essere considerata un'opzione valida, sottolinea sempre il presidente del Venezia Calcio a proposito di questa situazione. Vedo in collegamento il presidente di CIA Venezia, Paolo Quaggio. Buonasera Presidente. Allora Presidente, io ho parlato, così anticipato un po' quello che è il piano presentato ieri dall'assessore regionale PAN per il rilancio dell'agricoltura, che si basa su 3 punti fondamentalmente. Come avete accolto questo piano regionale? Allora c'è un problema con l'audio, Presidente, non la sentiamo, la vediamo ma non la sentiamo, quindi vediamo di ripristinare anche l'audio con il Presidente Quaggio. Mi sentite? Perfetto, benissimo. Ecco qua. Fantastico, ci siamo. Allora Presidente, come vedete questo piano regionale? Diciamo che un primo impatto sicuramente è un primo passo sicuramente positivo. Nel senso che, visto il periodo critico, gli ultimi 3 mesi e mezzo, che hanno passato le nostre aziende in maniera decisamente molto, molto dura, dare la possibilità di un primo approccio, diciamo, di un primo incentivo, tutto sommato anche sostanzioso, alle aziende, sicuramente è un passo che ci voleva. Quello che speravamo noi come agricoltori, che oltre a questi soldi che di fatto erano già dell'agricoltura, perché non è che sia un incremento, diciamo, al bilancio agricolo da parte della regione, è solo uno spostamento interno all'interno di tutto il settore agricolo per anticipare alle aziende in difficoltà del denaro, però sono già soldi che sono all'interno del bilancio agricolo. Speravamo sicuramente che l'assessore, la regione in questo caso, facesse uno sforzo ulteriore proprio per dare la possibilità all'agricoltura di avere un incremento di quelli che sono gli incentivi, perché la situazione in agricoltura è decisamente molto tragica, non solo in agricoltura, ma stiamo parlando di agricoltura, sicuramente è tragica. Facciamo un quadro allora Presidente, perché lei ha parlato di situazione tragica. Qual è la situazione dopo questi mesi di lockdown per il vostro comparto? Beh, prima di tutto, al di là delle difficoltà per alcuni comparti agricoli, tipo il florovivaismo, agriturismo e quant'altro, che sono stati soggetti anche a indicazioni tra il nazionale e la regione, diciamo, a volte contrastanti, per cui non c'è stata decisamente molta chiarezza su quello che erano i passi da fare per questi settori. C'è stata sicuramente la difficoltà del reperimento di personale agricolo, operai e quant'altro, proprio perché si lavorava molto con l'Est Europa, e con la scusa del Covid tutti sono tornati a casa e ci siamo trovati assolutamente sguarniti. Speravamo, questo dallo Stato, in una alleggerimento. Niente, abbiamo ancora dei problemi nel collegamento. Proviamo a vedere, prego Presidente, provi a continuare, speriamo di essere più fortunati. Ci siamo. Parlavo appunto dei voucher, che c'è stata la possibilità da parte del governo di inserirli almeno temporaneamente, ci sarebbero stati sicuramente per alcune aziende fondamentali. C'è stata purtroppo, e questo è un dato assoluto di fatto, una forte speculazione, nel senso che con la scusa che c'è stato all'interno della grande distribuzione in genere, supermercati e quant'altro, un incremento delle vendite abbastanza sostanzioso, c'è stato anche un incremento dei prezzi tutto sommato abbastanza sostanzioso. Purtroppo la gente pensa che i prezzi in aumento siano dati all'agricoltura. In realtà molti settori dell'agricoltura hanno ridotto i propri prezzi anche del 30-40%, e questo sicuramente ha fatto sì che
al di là del momento, oltre anzi del momento diciamo decisamente critico per quello che era il piazzare diciamo la merce all'interno del mercato, c'è stato anche chi ci ha giocato sopra. Il latte secondo me è uno dei casi, ma è uno dei casi eclatanti, perché il latte, le aziende lattiero-caseari hanno rimesso circa il 30% e il latte invece praticamente di crescere di prezzo o mantenere quantomeno il prezzo, perché comunque il consumo c'era, qualcuno ci ha speculato sopra ed è diminuito di parecchi centesimi al litro, per cui mettendo in crisi le nostre aziende, ma anche il comparto ortofrutticolo, ma cioè, tutti i comparti hanno risentito di un calo dei prezzi alla vendita, che però non si è poi controfigurato diciamo nella vendita al dettaglio, nella vendita al consumatore, che invece hanno pagato prezzi sicuramente maggiori. Ascolti Presidente, io ho parlato anche poi di condizioni meteorologiche che si sono accanite sul vostro settore, come se non bastasse il coronavirus, prima un lungo periodo di siccità o poi le ultime precipitazioni di queste ore, insomma dei giorni scorsi, com'è la situazione da questo punto di vista? Diciamo che siamo usciti diciamo, quasi per fortuna da un lungo periodo di siccità, che però poi la soluzione, quindi la pioggia, in certi casi è stata peggiore che non la malattia per certi versi, nel senso che sicuramente nella provincia di Venezia, io sono presidente di Venezia, c'è stato qualche danno, ma non sono stati danni così significativi, diciamo, cioè sono danni, anche alcune grandinate ci sono state, un po' di vento che ha divelto alcune cose, però danni decisamente tra parentesi nella normalità. Nella provincia di Treviso, per esempio, nel nord della provincia di Treviso, la pedemontana trevigiana, in provincia di Verona e altre zone, i danni da vento e da grandine sono stati decisamente molto forti, e questo sicuramente ha fatto peggio che la siccità per certi versi, nel senso che ha messo in ulteriori crisi aziende che già erano con l'acqua alla gola. Speriamo appunto che il tempo non è ancora rassicurante per quello che riguarda le previsioni dei prossimi giorni, ma speriamo almeno non sia così devastante per quello che riguarda appunto l'agricoltura veneta. Presidente, ci sono alcuni, lei ne ha accennati alcuni, quello del florovivaismo, agriturismi, settori che più di altri hanno risentito delle chiusure e stanno anche adesso faticando a ripartire, perché magari faticano ad avere rapporti con il mercato estero, quindi prodotti che venivano esportati soprattutto, non solo, e che faticano quindi a trovare quello sbocco verso i paesi oltre confine? Beh, sicuramente il comparto vitivinicolo è uno di questi comparti, nel senso che diciamo il 60-70% della nostra produzione veneta va all'estero e sicuramente ha avuto un blocco nelle esportazioni. Diciamo che non è tutto perso, nel senso che non è stato esportato parte della merce, ma non sono stati ritirati gli ordini, per cui tutto sommato, per quello che io vedo nelle nostre cantine di Venezia, gli ordini sono ancora accesi, per cui c'è la speranza che nei prossimi giorni il mercato torni a una certa normalità e che questi ordini vengano evasi, per cui le aziende vitivinicole per un certo verso si rimettano diciamo in carreggiata, per cui non rimettano diciamo di proprio quello che è una produzione dell'anno scorso, che è stata veramente una buona produzione, per cui la speranza è questa. Tutto dipende purtroppo da quello che succederà nei prossimi giorni e soprattutto nei prossimi mesi, nel senso che se l'andamento che c'è attualmente per quello che riguarda i contagi dovesse comunque continuare a scendere e non ci sarà nessuna recrudescenza o nessun ritorno del Covid, sicuramente secondo me piano piano le cose torneranno a una certa normalità. Se ci dovesse essere qualche ritorno importante del Covid, le cose diventerebbero
decisamente molto, ma molto pesanti per l'agricoltura, ma per tutta l'economia, diciamo, non solo per l'agricoltura. Assolutamente, sì, ci auguriamo tutti che continuino le cose a migliorare. E dal mondo degli agriturismi invece che notizie avete? Ci sono prenotazioni? Si torna a questo tipo di turismo dell'agroalimentare? Ci sono state cancellazioni, pensiamo anche ai turisti esteri. Ecco, da questo punto di vista com'è la situazione? Beh, sicuramente 3 mesi fa, più o meno 3 mesi e mezzo, c'è stato il blocco totale, per cui la chiusura obbligatoria di questi ambienti. Ricordiamo che gli agriturismi fanno parte un po' di quelle aziende che si parla di multifunzionalità, per cui sono agriturismi, sono scuole in fattoria, hanno aule didattiche, per cui c'è tutto un mondo che gira attorno alle scuole da un lato, ma anche appunto a un turismo diciamo diverso da quello che è il turismo della spiaggia o della città, che di fatto si è fermato e sembra piano piano, io ho sentito alcuni, le prime prenotazioni arrivano, per cui c'è la speranza che se verranno aperte le frontiere, come sembra mai nei prossimi giorni, perlomeno a livello europeo, quelli che erano i nostri o che sono i nostri turisti, diciamo, più usuali, perlomeno per quello che riguarda il nord-est, quindi tedeschi, austriaci, un po' i francesi, i svizzeri, e piano piano tornino, perché tutto sommato, secondo me, come Veneto, come Italia, forniamo delle prestazioni e a livello alimentare, ma anche a livello di bellezze naturali e di bellezze artistiche e quant'altro, che non hanno eguali nel mondo, per cui tornare in Italia, per chi c'è stato e per chi la conosce, diventa una voglia che non va via facilmente, per cui li aspettiamo naturalmente, ma i segnali tutto sommato sono diciamo incoraggianti. Non siamo naturalmente ancora al top, ma la speranza è che appunto si cominci un cammino appunto di recupero che diventa fondamentale per quelle aziende. Ascolti Presidente, in chiusura immagino che l'appello sia quello di consumare, di acquistare a chilometri zero, quindi riscoprendo il contadino fuori porta, gli agriturismi vicini a noi del nostro territorio, e questo può essere insomma la giusta misura, cioè anche noi consumatori possiamo fare la nostra per aiutare l'agricoltura. Io ho un grosso rammarico, devo essere sincero, perché proprio dall'inizio, diciamo, di tutto questo marasma in cui la gente si è trovata a rimanere a casa, a consumare magari non nel grande magazzino o nell'ipermercato, ma a negozi sotto casa e quant'altro, non c'è stato, secondo me, dal punto di vista nazionale, proprio una spinta a livello proprio mediatico sul consumo di prodotti italiani. L'Italia, l'agricoltura italiana comunque era, pur continuando a lavorare rispetto magari in altri settori, ma era sicuramente in difficoltà. Il fatto di portare la gente a consumare maggiormente prodotti italiani poteva essere sicuramente un forte aiuto. Alcuni appelli degli ultimi giorni secondo me sono tutto sommato anche abbastanza tardivi, cioè nel senso che ormai la frittata è fatta. Però io dico anche proprio per il futuro, mangiamo italiano, perché il prodotto italiano è un prodotto molto controllato, di altissima qualità ed è garantito dal punto di vista igienico-sanitario. Non ci sono molti paesi nel mondo che possono garantire quello che garantisce il prodotto diciamo agricolo e agroalimentare italiano. Sicuramente non ci sono uguali neanche in questo caso nel mondo. Grazie davvero a Paolo Quaggio, Presidente CIA Venezia. Grazie Presidente per il suo contributo, buon lavoro e buona serata. Grazie a voi e alla prossima possibilmente per parlare naturalmente di agricoltura, sperando che siano tempi migliori, diciamo, di questi, che quindi ci sia una risalita per quello che riguarda le nostre aziende. Assolutamente sì, ci diamo appuntamento per notizie ancora più positive da dare. Grazie davvero Presidente Quaggio. Sì. Molto volentieri, grazie davvero. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Abbiamo parlato prima di agricoltura, ma oggi è stato il giorno della maturità, ma anche il giorno in cui il governatore Zaia ha presentato la proposta di linee guida per il prossimo anno scolastico che si annuncia con tanti punti di domanda ancora da risolvere. Giusto, Presidente? Buonasera, Presidente Stefano Marcon, Presidente dell'UPI Veneto, nonché Presidente della provincia di Treviso e Sindaco di Castelfranco. Ieri avete avuto un incontro con il Vice Ministro dell'Istruzione Ascani, che però non sembra aver risolto molti degli interrogativi appunto che ruotano intorno alla scuola. Esatto, innanzitutto buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Ieri è stata una giornata intensa rispetto al mondo scuola. Abbiamo incontrato a 12:30 assieme alla Regione, al Sindaco Conte dell'ANCI, il Vice Ministro Ascani, per cercare di capire se vi è un orientamento chiaro su che cosa dobbiamo fare, su chi deve fare cosa e entro quale tempistica. E l'unica cosa che ne è venuta fuori è che sarebbe auspicabile, oppure negli auspici del Ministero, che vi sia la didattica in presenza di tutti gli studenti. Quindi non è stata molto produttiva la riunione di ieri e abbiamo fatto presente, no, che come sindaci, come presidenti di provincia, oggi noi siamo stati investiti anche di poteri straordinari, di alcune risorse per non sapere che cosa fare però puntualmente. Questo è il problema maggiore che ci vede preoccupati. Nel pomeriggio comunque, per non rimanere con le mani in mano, ci siamo mossi subito come provincia per incontrare tutti i dirigenti scolastici della provincia di Treviso, delle secondarie superiori, assieme al dirigente scolastico provinciale dottoressa Sardella, per esporre quel poco che si sa, e cioè l'unico criterio del metro di distanza e questa indicazione di tutti in presenza, e capire quali strade possiamo intraprendere, no? Che cosa le hanno detto i dirigenti scolastici? Quali sono le preoccupazioni che vi hanno manifestato in questo incontro? Allora, una preoccupazione è legata appunto ai criteri dei ragazzi in aula, cioè quanta distanza debbano tenere tra un ragazzo e l'altro. E nelle linee guida presentate oggi dal governatore, per esempio, c'è un criterio ben identificato ed è 2 metri quadri ad alunno, senza tener conto, oppure di dover tener conto, degli spazi di movimento, che è una delle questioni che aveva posto incertezza ieri. Perché? Perché non avendo una misura precisa non si riesce a fare una previsione in termini di numeri. Oggi nelle linee guida regionali viene esplicitato che i metri quadri a studente saranno 2 e che gli spostamenti dovranno essere fatti con la mascherina in senso orario da parte dei ragazzi, e quindi questo già fuga una delle preoccupazioni messe in evidenza ieri dai dirigenti scolastici. 2, il discorso sempre in termini di spazi, che non è proprio un'equazione matematica, almeno secondo noi, dire abbiamo questi metri quadrati, questo numero di studenti e vediamo di capire se bastano oppure no, pur essendo una ricognizione che stiamo facendo per capire se con qualche potenziamento in termini di spazi si riesca ad arrivarci. Non è un'equazione matematica perché ci sono classi che magari debbono essere divise e sappiamo che non è una cosa positiva per il percorso formativo degli studenti che hanno cominciato a doversi dividere o inseriti in altre classi. Non è molto positivo sotto il profilo della resa scolastica del ragazzo stesso. Se noi pensiamo agli edifici scolastici che abbiamo, viene un po' faticoso credere che sia così semplice organizzare queste distanze, quindi a far fronte a quelle che sono le linee guida previste. Cioè, non ci sono gli spazi. Pensiamo anche alle scuole magari elementari dove ci sono numeri importanti di bambini. Come si può ovviare a questo, Presidente? Guardi, nelle scuole elementari posso darle qualche riferimento da sindaco e dico che forse è un problema minore rispetto alle secondarie di secondo grado, in virtù del fatto che la demografia dei ragazzi negli ultimi anni è in calo e quindi forse è più semplice da risolvere, ancorché io mi debba riservare di fare delle verifiche puntuali. Il problema maggiore lo si ha nelle secondarie di secondo grado,
parte degli studenti delle superiori, perché abbiamo classi definite pollaio, no? Che con i criteri precedenti magari vedevano fino a 29 studenti all'interno di una classe unica. Oggi questo risulta difficilmente praticabile ed è emerso ieri con l'incontro dei dirigenti scolastici che ci sono situazioni dove per ottemperare queste prescrizioni che sono state emanate oggi, anche fossero i 2 metri quadrati spazio di movimento compreso, bisognerebbero alcuni plessi di un raddoppio degli spazi. Altri magari nella misura del 15-20% risulterebbero, in qualche modo ce la farebbero. Comunque sia, la situazione non sarà semplice da risolvere, perché abbiamo, oltre al problema delle risorse, quella del tempo e la non chiarezza. Non abbiamo un indirizzo chiaro, preciso, ministeriale ad oggi. Siamo alle 8:15 del 17 di giugno, 20:15 del 17 di giugno, e circolano solo ed esclusivamente ipotesi, proposte, analisi, bozze, tavoli di lavoro, cabine di regia, task force, ma niente di preciso. Come vi siete lasciati con il Vice Ministro? Cioè vi siete dati appuntamento ad una data precisa, oppure è ancora da decidere anche la data di un prossimo incontro per definire maggiori dettagli? Guardi, con il Vice Ministro non ci siamo lasciati con una data precisa per ritrovarci, anche perché faceva ricognizioni puntuali regione per regione. Però con la Regione del Veneto ci siamo già ritrovati oggi per andare ad affinare i dati che ci sono richiesti ed analizzare proposte che possano essere concrete e fattibili entro settembre. Quindi di tempo noi non ne abbiamo perso, e come noi intendo il sistema scuole Veneto, dai comuni, dalle province alla regione, e ci ritroveremo venerdì verosimilmente per fare un punto della situazione con dati precisi. C'è la possibilità eventualmente di utilizzare altre strutture complementari alla scuola? Non so, si parlava anche di capannoni in disuso, cioè di poter occupare queste strutture come aule, trasformarle in aule, secondo lei? Secondo me sì. Oggi io ho contattato personalmente tutti i sindaci dei poli della scuola provinciale, quindi il sindaco di Treviso, ho parlato con l'assessore di Treviso, ma il sindaco di Oderzo, quello di Vittorio Veneto, quello di Conegliano, quello di Montebelluna, perché facciano una ricognizione sui propri territori, se ci sono degli spazi che possono essere riconvertiti a spazi scolastici, che siano essi pubblici oppure del mercato. Pubblici intendo non esclusivamente magari dell'ente locale, ma che possano essere anche di altre realtà di pubblica amministrazione. Un esempio: a Vittorio Veneto sonderemo il demanio per capire se le caserme possano essere riattate a spazi laddove servissero, piuttosto che con l'ULSS se ci sono spazi ospedalieri. Insomma, ci stiamo muovendo a 360 gradi senza perdere un secondo. Siamo in chiusura, Presidente. Una sua previsione, la data che circola per l'inizio dell'anno scolastico, perlomeno quello che ha detto il Ministro Azzolina, è il 14 settembre. Alla luce di questa situazione, secondo lei si inizierà il 14 settembre? Guardi, se ci danno gli indirizzi chiari velocemente, e con il commissario, essendo commissari straordinari, forse ci si può arrivare. Credo che però bisogna accompagnare al discorso del problema scolastico quello del trasporto pubblico, che non è secondario, non è assolutissimamente secondario, ed è forse la criticità maggiore da risolvere per ovviare i problemi degli assembramenti e tutte le prescrizioni in termini di sicurezza. 2, credo sarebbe opportuno, visto che ci sono le elezioni sia comunali che regionali, questo election day, che non coincidesse, oppure che non si tenessero elezioni ad anno scolastico appena iniziato. Io penso che sia doveroso fare questo tipo di osservazioni, di approfondimenti, perché si correrebbe il rischio del paradosso di cominciare la scuola, dopo una settimana richiudere, sanificare con tutte le procedure che sappiamo essere abbastanza complesse ad oggi. Quindi non lo so se quella sarà la data, se sia opportuna o meno, ma visto le diverse incombenze che possono coincidere, quella delle elezioni forse è la maggiore, che tengano conto un po' di tutto e che facciano un quadro generale di ciò che possa succedere a settembre piuttosto che a ottobre, in modo che quando si parta senza dover far battute d'arresto cammin facendo.
Grazie Presidente, naturalmente la cosa fondamentale è che i ragazzi tornino in classe a far lezione. Grazie davvero al Presidente Stefano Marcon e torneremo ad aggiornarci appena ci saranno ulteriori novità da Roma. Grazie Presidente, buona serata e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Siamo in chiusura, ma vi leggo questa agenzia ANSA. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un decreto dell'8 giugno, ha autorizzato l'esecuzione del programma di cessione di Stefanel in amministrazione controllata. Lo annuncia il gruppo in una nota. Il 16 gennaio il commissario straordinario Raffaele Cappiello ha presentato al Mise il programma. Con questa notizia termina questa edizione straordinaria. Grazie per averci seguito e buona serata.